Sarà la settimana dei cinquantenni la prossima? La risposta è sì. La risposta dei due direttori generali di azienda ospedaliera e USL Euganea è chiara. Dalla settimana prossima si allarga la platea delle vaccinazioni con l'apertura alla classe dei cinquantenni. L'annuncio arriva contestualmente ad un appello agli over 60. Prenotatevi subito, ci sono ancora 4.100 posti disponibili. Siccome ci sono ancora posti liberi dove potersi iscrivere, è importante che appunto gli ultra sessantenni si iscrivino, perché è chiaro che, come è successo con gli ultra settantenni, si sta valutando in tempi prossimi appunto l'apertura anche all'altra classe di età. Non è un'ultima chiamata, ma con l'apertura ai cinquantenni si amplia la popolazione vaccinabile e i posti per i più anziani dovranno essere condivisi anche con altre categorie. I cinquantenni già vaccinati sono il 16%, si tratta di soggetti vulnerabili o disabili. Attualmente resta ancora da vaccinare il 24,7% degli over 70, mentre per gli over 60 con i prenotati si arriverà nei prossimi giorni alla copertura con almeno una dose del 73%, mentre non si è vaccinato solo il 3,6% degli over 80. Resta aperta la possibilità di prenotazione per i caregiver e conviventi di persone disabili e fragili. Nella giornata di mercoledì sono state somministrate altre 7.600 dosi. Il 25,9% della popolazione padovana ha già ricevuto almeno una dose di vaccino. La speranza, con l'arrivo la settimana prossima di nuove forniture di Pfizer, di poter attivare ancora linee vaccinali nel Maxi Hub della fiera, che a tutti gli effetti è uno dei più grandi centri vaccinali d'Italia. Sul fronte operatori sanitari non ancora vaccinati sono aperte le prenotazioni. Azienda ospedaliera e USL hanno inviato le lettere per chiedere spiegazioni. Sono 750 i nostri che non hanno ancora usufruito della vaccinazione. Abbiamo mandato appunto la lettera concordata facendo presente che c'è questa disposizione normativa e invitando le persone entro 5 giorni a dare motivazione della loro non adesione alla vaccinazione. All'USL Euganea invece sono circa 600 i dipendenti non ancora vaccinati, a cui è stata recapitata la lettera con la richiesta di spiegazioni.